30 posti letto occupati in terapia intensiva, 130 in area non critica, 31 in subintensiva. Cala la pressione sugli ospedali della Marca, tanto che da lunedì, dopo l'ospedale di Oderzo, anche il San Camillo sarà Covid-free, mentre i ricoveri per Covid dall'ospedale di Montebelluna verranno dirottati a Vittorio Veneto, così da consentire la ripresa delle prestazioni specialistiche bloccate dalla pandemia. Noi partiremo da lunedì con le visite specialistiche, quindi riprenderemo le visite specialistiche in modo da abbattere le liste d'attesa. Da recuperare ci sono 9.850 prestazioni. Per la ripresa degli interventi chirurgici non urgenti ci vorrà invece ancora del tempo, essendo al momento ancora importante l'impegno delle terapie intensive per l'assistenza ai malati Covid. E dopo mesi di monopolio del virus, negli ultimi giorni è cresciuto nella Marca il numero di accessi al pronto soccorso e di ricoveri per altre patologie. Non è che ci preoccupi, che vuol dire che si sta ritornando alla normalità. Il problema è che siccome abbiamo ancora posti occupati Covid in ospedale, dobbiamo stare attenti perché chiaramente il Covid non se n'è andato e quindi abbiamo bisogno di strutture d'appoggio. Ecco perché abbiamo chiesto al San Camillo, che diventa Covid free, che i 36 posti letto che tornano tra virgolette alla normalità possano essere occupati da pazienti che arrivano dall'ospedale di Treviso. I contagi sono complessivamente in calo, anche se nelle scuole solo ieri ci sono stati 17 nuovi provvedimenti tra quarantene e monitoraggi per un totale di 151 classi. I dati dei positivi ogni 100.000 abitanti sono di 123 per il distretto Treviso Nord, 107 per Treviso Sud, 96 Pieve di Soligo e 116 Asolo. Sopra il livello rosso dei 250 casi ogni 100.000 abitanti sono ora 4 comuni: Loria, Vidor, Moriago e Salgareda. Continua la campagna vaccinale che ora si concentra sulla fascia 70-79. Ci sono ancora posti liberi e l'invito dell'USL alle persone di questa fascia d'età è di prenotare la vaccinazione sul portale.